con mister Giacalone dopo un'ottima vittoria gagliarda e concisa dei ragazzi del 3M contro l'Atletico Monreale. Mister, qui vincere al Palacanino non è mai semplice, l'Atletico ha fatto la maggior parte dei suoi punti qua, quindi comunque è un'importante impresa quella fatta dai ragazzi che adesso cercano anche di mettere su punti per sperare nei playoff. Innanzitutto buonasera a tutti. Sì, questo non è, come sappiamo tutti, non è un campo facile, è un campo piccolo, gommato, non è un campo facile. I ragazzi volevano vincere questa partita e dedicarla al presidente e ci siamo riusciti, perché oggi è una bella giornata per il nostro presidente e l'abbiamo dedicata e la stiamo dedicando al nostro presidente. Sì, abbiamo giocato bene. Purtroppo abbiamo delle assenze, però posso dire che i ragazzi che sono scesi in campo convinti. Il primo tempo abbiamo un pochettino preso le misure, il secondo tempo abbiamo capito come poter affrontare questa partita e abbiamo vinto. Non dico facile, però abbiamo vinto. Gente per Calvaruso e Ricotta, passa tutto anche, o quasi tutto anche, da questi ragazzi che sono talentuosissimi, mettono la palla dentro, ma anche da chi sta dietro, chi serve i palloni. Sia Christian che Ricotta sono dei ottimi giocatori. Devono ancora capire il mio modo di gioco, però partita dopo partita mi stanno dando sempre più appoggio, mi stanno dando sempre più soddisfazioni. Purtroppo sbagliamo troppo sotto porta. Sotto porta non siamo freddi, non siamo cattivi e a lungo andare potrebbe essere un nostro limite importante.